Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dal 1 maggio 5 medici in più nel pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Situazione positiva, dice il primario, ma il problema resta l'abnorme accesso dei codici bianchi. I buoni propositi delle 3 donne volute da Oliverio, pronte a dare il massimo. Corigliano, sono già al lavoro. Il sindaco di Cosenza all'attacco della trasmissione di Rai 2 Nemo dopo il servizio mandato in onda sul centro storico. Mistificata la realtà. Beni per 50 milioni di euro confiscati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca Tegano. Sgominata dalla Guardia di Finanza di Roma l'organizzazione di narcotrafficanti italo-albanesi, indagine avviata dopo l'operazione dello scorso mese di ottobre che consentì di sgominare un'associazione a delinquere legata alla cosca Alvaro di Sinopoli. Congresso regionale del SIULP a Vibo, il sindacato lancia l'allarme sulla situazione e criminalità nel Vibonese, servono più uomini e più mezzi. Continua il successo della Calabria al Vinitali, a Verona non solo vini ma i prodotti d'eccellenza del territorio. Buonasera dalla redazione TG10, abbiamo parlato nei giorni scorsi della questione sanità e in particolare del pronto soccorso di Cosenza, un abnorme afflusso di codici bianchi che mette in crisi un reparto, la porta d'accesso dell'ospedale Hub di Cosenza. Ebbene, abbiamo anche detto che arriveranno nuovi medici a supporto, sono 5 dal 1 maggio, il primario dice restano comunque i problemi di eccessivo afflusso. Sentiamo. Pronto soccorso affollato, pazienti in attesa sulle barelle, operatori sanitari in affanno è la situazione che quotidianamente si registra negli ospedali calabresi. Per l'Annunziata di Cosenza si sa, la buona notizia è che a breve arriveranno 53 nuovi medici, 5 per il solo pronto soccorso, ma basteranno a risolvere le criticità? I pazienti riceveranno così risposte immediate alle richieste di cura e assistenza? Ovviamente con 5 unità in più capisce bene che qualsiasi servizio è solo destinato a migliorare nella qualità del servizio stesso e anche auspicabilmente nella rapidità. Vede dire anche che la maggior parte degli accessi al pronto soccorso riguarda patologie non gravi, codici bianchi o verdi per intenderci. Abbiamo chiuso il 2017 con una media di 202 accessi al giorno, un 50% circa degli accessi, direi il 49% nel 2017 e il 52% nel primo trimestre 2018, riguarda accessi con bassa priorità, codici bianchi e codici verdi, ovvero pazienti che in linea di massima non dovrebbero transitare da un pronto soccorso ma dovrebbero trovare risposte altrove, ovvero fuori dall'ospedale, che viene definito ospedale per acuti proprio perché dovrebbe accettare solo le urgenze vere, cioè i codici gialli e i codici rossi. Il problema dunque, secondo il direttore del pronto soccorso di Cosenza, è anche culturale. Viviamo un'epoca in cui vige il concetto del tutto subito. Quindi forse un po' anche la popolazione dovrebbe capire che si dovrebbe avere una visione un po' meno autocentrica e capire che ci sono priorità. Sicuramente chi sta veramente male, cioè chi ha veramente delle urgenze o delle emergenze e quindi quel 48% di codici gialli e quel 2% di codici rossi hanno tempi di attesa sicuramente più brevi e comunque vengono valutati, vengono eliminate quelle che sono vengono individuate quelle che sono eventuali criticità per il paziente in tempi molto brevi. Gli altri, ahimè, i tempi sono quelli che sono, insomma. Ancora sanità, la terza commissione consiliare si è riunita ieri, ha approvato nel corso della seduta 2 progetti di legge, dato corso a un fitto calendario di audizioni anche sulla vicenda delle prestazioni erogate all'ASP di Vibo Valentia. Sentiamo. Uno dei problemi atavici della nostra sanità sono da sempre i tempi biblici a cui sono sottoposti gli utenti per ricevere alcune prestazioni sanitarie. L'ultimo caso ha riguardato l'ASP di Vibo, che prontamente nei giorni scorsi ha ribadito di essere intervenuta per correggere un errore di sistema. Ma su quello che è accaduto a Vibo ha voluto discuterne anche la terza commissione consiliare Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, presieduta dal consigliere Michele Mirabello, che ha ascoltato il direttore generale Angela Caligiuri, il direttore sanitario Angelo Miceli e il responsabile del CUP dell'ASP di Vibo Ernesto Torchia.
sui motivi dei gravi ritardi in ordine alle prenotazioni per accertamenti diagnostici. Ma non solo, la Commissione ha anche approvato 2 progetti di legge e dato corso ad un fitto calendario di audizioni. L'organismo ha prima discusso e poi ratificato la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Domenico Battaglia per rafforzare gli aiuti alle famiglie con nuclei numerosi e disagiati anche in rapporto alle determinazioni per l'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché per le prestazioni erogate dai comuni a valere sui fondi della Regione. La seduta è ulteriormente proseguita con altre approvazioni di legge che non hanno riguardato la sanità. Abbiamo fatto precedere i lavori sulla parte legislativa da alcune audizioni molto importanti, una delle quali che riguardava il tema delle liste d'attesa che è assurto agli onori della cronaca per la vicenda di Vibo Valentia. Poi ci siamo occupati della vicenda delle zone carenti per la medicina di base per l'ASP di Catanzaro e poi della questione relativa al contratto dei collaboratori che attualmente si occupano di un importantissimo settore come quello del 118. Abbiamo un caso di mancato adeguamento del loro contratto con quello dei dipendenti di ruolo del settore regionale. Poi ci siamo occupati anche del tema delle linee guida dei disturbi specifici dell'apprendimento e quindi poi siamo passati all'approvazione di una serie di testi di legge importanti, fra i quali ricordo quello del fattore famiglia, quindi strumenti che rapidamente arriveranno in aula per l'approvazione e ovviamente strumenti che poi serviranno ai calabresi per lo svolgimento di attività sociali e sanitarie importantissime. Si è insediata, subito messa al lavoro, nuova giunta in rosa presentata dal presidente Oliverio a Catanzaro. Nell'esecutivo entrano ufficialmente Angela Robbe con delega al lavoro, Maria Francesca Corigliano con delega alla cultura e Maria Teresa Fragomeni con delega al bilancio. Sentiamo. La nuova giunta in rosa, il tagliando per il presidente Oliverio nel segno della continuità, l'insediamento e riunioni subito al lavoro, la squadra scelta, lo ha ribadito più volte dal governatore. La presentazione alla stampa a Catanzaro, Francesco Russo, nominato vicepresidente con delega allo sviluppo e attività produttive, Antonella Rizzo confermata all'ambiente, Roberto Musmanno alle infrastrutture, le new entry, Angela Robbe al lavoro. Ho trovato, dice, un buon impianto su cui costruire. L'impianto però c'è, è stato messo a punto, sono stati avviati alcuni strumenti, c'è un sistema che è stato messo in pista, ora si tratta di fare in modo che quel sistema funzioni e dia le risposte. Dare le risposte vuol dire che se abbiamo un sistema che potenzialmente può funzionare, deve incontrare i bisogni della gente. Maria Francesca Corigliano alla cultura ricorda l'esperienza in provincia a Cosenza. È un onore impegnarsi per la Calabria ed è anche un onore e un piacere con Mario Oliverio, che io ho conosciuto, ho affiancato nella provincia ed è stata una bella esperienza. E le deleghe sono meravigliose, dalla cultura parte tutto. Io dico che dalla cultura parte la libertà dell'uomo, perché se non siamo attrezzati culturalmente e mentalmente, anche come conoscenze, ma anche in senso di conoscenza antropologica, noi non sappiamo vivere consapevolmente. Maria Teresa Fragomeni al bilancio, delega, dice, di peso. La delega è una delega sicuramente pesante, una delega importante perché su questa delega, con questa delega bisogna reperire risorse e redistribuirle in base alle varie necessità. Noi lavoriamo su un bilancio relativamente ingessato perché c'è da ricordare il fatto che l'80% del bilancio regionale è assorbito dalla sanità che non governa la Calabria, non governa il presidente Oliverio, non governa la giunta, ma governa un commissario esterno. Le foto di rito infine per la nuova giunta che ha l'obiettivo, ha concluso il presidente Oliverio, di accelerare per completare la rivoluzione della normalità in Calabria. Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto all'attacco della trasmissione di Rai 2 Nemo dopo il servizio mandato in onda vertente sul centro storico. È stata mistificata la realtà, ha detto. Il megaponte e le case che crollano. Questo è il titolo del servizio che ha fatto indignare il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, trasmesso da Rai 2 nella trasmissione Nemo. Il ponte di Calatrava, bello, imponente, e a pochi passi la città vecchia, che da un po' di tempo fa registrare il cedimento di gran parte degli edifici privati.
Il sindaco punta il dito contro il servizio, mistificata la realtà. Il servizio mi ha soprattutto indignato per il fatto che era un servizio costruito su notizie false, perché le persone che sono state intervistate, alcune di queste non abitavano a Cosenza, e le immagini riprendevano case che erano di altri paesi e non della città di Cosenza, e le persone sono state indotte a ritenere che fossero invece della città. Altre di queste persone occupavano degli immobili che erano stati chiusi, inibiti con ordinanze da parte del sindaco, e poi fra l'altro queste persone adesso utilizzano la graduatoria dell'emergenza abitativa e abitano in case a spese del comune, e quindi questo non è stato riportato nel servizio. Difende il suo operato il primo cittadino, che parla del degrado in cui versava la zona in cui è sorto il ponte, e ribadisce: ho portato a termine un progetto già voluto dall'ex sindaco Giacomo Mancini. Nel servizio si fa in modo populista, si fa riferimento a un'opera pubblica che è stata finanziata più di 20 anni fa e che noi abbiamo portato a compimento, evitando di lasciare un'incompiuta come spesso è avvenuto in Calabria, e a posto di quell'opera pubblica oggi avremmo trovato, come c'era fino a qualche anno fa, villaggi rom con centinaia di tonnellate di rifiuti che abbiamo bonificato, che erano sul fiume, degrado in quelle aree marginali, periferie. Ricordo che il ponte insiste su due aree che erano un tempo periferie marginali, cioè quella di Gergeri e quella di Via Popila e Via Reggio Calabria. Poi l'invito a visitare Cosenza, la città, le bellezze e quanto di buono fatto dalla sua amministrazione. Siamo l'unica città, credo, in Italia che ha allargato la graduatoria per l'emergenza abitativa, quindi noi abbiamo sostanzialmente accolto tutte le richieste da parte di persone che avevano effettivamente i requisiti. Quindi non abbiamo, oltre a questo, ovviamente tanti altri servizi, da quelli che riguardano l'assistenza alle persone con disabilità, quello che riguarda l'assistenza domiciliare addirittura agli anziani, il servizio di trasporto alle persone disabili, servizi che tutti ci invidiano, che non hanno gli altri comuni, forse solo qualche comune in Emilia Romagna. E certo, non possiamo contrastare a fondo tutti gli episodi che esistono e sono emergenti, anche che riguardano la povertà e spesso la miseria anche umana e materiale, ma laddove noi ne siamo a conoscenza operiamo sempre con una certa velocità e con una certa disponibilità nei confronti di tutti. L'Unione Europea ammonisce l'Italia: i porti devono pagare le tasse, un brutto colpo per lo scalo di Gioia Tauro. Sentiamo. La notizia arriva come una doccia fredda per l'Italia. A spedire la missiva è l'Unione Europea, una pesante bacchettata da Bruxelles all'Italia che vale 100 milioni di euro e rischia di far saltare il cuore del sistema logistico del paese a partire dai porti. Ad inizio aprile è infatti arrivata al governo italiano una comunicazione della divisione della Commissione che si occupa della concorrenza, con la minaccia di un'apertura di infrazione che rischia di mettere in ginocchio i nostri scali portuali. Nelle 13 pagine inviate a Roma si accusano i porti italiani di non avere mai pagato le tasse. La conseguenza, secondo Bruxelles, è aver fatto concorrenza sleale alle altre banchine europee e per lo Stato italiano aver rinunciato ad una parte di entrate. Alla già precaria situazione che è in atto al porto di Gioia Tauro, una notizia del genere significherebbe morte sicura o una lenta agonia, nonostante la ZES lanciata in pompa magna alla stampa qualche settimana fa. Bruxelles ritiene che l'Italia abbia garantito aiuti di Stato non dovuti ai porti almeno dal 1958, anno del Trattato di Roma, atto di nascita anche della Comunità Economica Europea. Per fortuna non ci chiederanno di restituire gli arretrati, ma i porti italiani dovranno alzare le tasse portuali per far fronte alle richieste dell'Europa. Per coprire le minori entrate i porti dovranno alzare le tasse del 30-40%. Certo, la mancanza di un governo che alzi la voce contro i burocrati di Bruxelles si sente, ma senza esecutive e con i tempi stretti il rischio è altissimo. I bilanci delle authority potrebbero saltare e le tasse, come i futuri canoni concessori, dovranno essere rivisti al rialzo. Una vera ecatombe, non solo per Gioia Tauro, ma per tutti gli scali italiani. Beni per 50 milioni di euro confiscati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a un imprenditore ritenuto vicino alla cosca Tegano. Gli hanno confiscato l'intero patrimonio perché è accusato di essere imprenditore legato al clan Tegano di Reggio Calabria.
Il comando provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione della Corte d'Appello di Reggio, ha eseguito nei confronti di Giuseppe Rocco Rechichi, 60 anni, il provvedimento che colpisce tutti i beni riconducibili all'uomo imprenditore in più settori d'affari. Il valore complessivo del patrimonio fa tremare i polsi, oltre 50 milioni di euro. Sono stati confiscati società, conti correnti, beni mobili e immobili. Di Rechichi si parla nelle inchieste denominate Astrea e Archi. In una si fa riferimento al ruolo di prestanome del Rechichi per conto dei Tegano, si sarebbe infiltrato nelle attività dell'azienda municipale Multiservizi Spa, e in un'altra dell'azione partecipativa vera e propria alle attività della Cosca Tegano. Secondo le risultanze giudiziarie, Rechichi costituisce un vero e proprio braccio economico del clan, uno dei più potenti di Reggio Calabria e dei più pericolosi su scala nazionale e internazionale. Invece la Guardia di Finanza di Roma ha sgominato un'organizzazione di narcotrafficanti italo-albanesi. Sentiamo. Le cosche calabresi egemoni nel narcotraffico internazionale e oggi il blitz della Guardia di Finanza di Roma che ha sgominato un'organizzazione italo-albanese che operava tra il Belgio, l'Italia e l'Albania. 7 le persone arrestate. Le indagini sono state avviate dopo l'operazione che lo scorso ottobre aveva portato in carcere 18 persone ritenute appartenenti ad un'associazione a delinquere che avrebbe favorito gli interessi dell''ndrangheta, in particolare della cosca Albaro di Sinopoli. Gli inquirenti hanno analizzato i contatti di uno degli arrestati, riuscendo così a risalire a 2 albanesi, i quali, con l'ausilio di alcuni connazionali in Belgio, gestivano il traffico di droga tra il Sud America e il Nord Europa. La droga arrivava poi in Italia. I grossisti erano 2 pregiudicati romani che provvedevano a rifornire il mercato della capitale. Parte della droga però era destinata ad un 43enne, anche lui destinatario del provvedimento, già arrestato in passato assieme ai presunti vertici della cosca Gallace. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno documentato proventi illeciti per oltre 1,6 milioni, di cui 430.000 sequestrati, e almeno 6 importazioni di cocaina per oltre 130 kg. Congresso regionale del SIULP a Vibo, il sindacato lancia l'allarme sulla situazione criminalità nel Vibonese, servono più uomini e più mezzi. Non c'è dubbio che oggi il territorio di Vibo Valentia sia considerato punto di snodo nello scontro con la criminalità e gli ultimi fatti hanno alzato il livello di guardia in termini di necessità di sicurezza. Anche per questo la scelta del sindacato di polizia SIULP di voler celebrare proprio qui a Vibo Valentia il proprio congresso regionale si configura come il luogo ideale per lanciare un messaggio risoluto ai vari livelli, istituzioni, opinione pubblica, soprattutto criminalità. Abbiamo scelto Vibo come presidio di legalità proprio per, in virtù delle varie problematiche delle province calabresi proprio a livello di 'ndrangheta, noi da qua vogliamo lanciare un messaggio di sicurezza che sia di prevenzione e di intelligence e che sia di monito per il Dipartimento a investire sulla Calabria, mandando nuove risorse, nuovi mezzi e puntando di più sul benessere dei cittadini, garantendo ai cittadini la sicurezza che è giusta. La Calabria ha la sua specificità, questo territorio in particolare negli ultimi giorni ha subito ulteriori attacchi, la presenza della polizia diventa strategica. Credo che per quanto riguarda la situazione della criminalità in Calabria non sono certo io a aggiungere nulla di nuovo, credo che è una situazione che storicamente è una situazione molto delicata, con una presenza delle cosche che è una presenza abbastanza massiccia, insomma, rispetto alla quale c'è bisogno di una polizia, o meglio di un apparato sicurezza adeguato, preparato e soprattutto che abbia le risorse per poter fronteggiare questo fenomeno preoccupante che mina alle basi anche l'economia, ovviamente. A Palmi, dopo la chiusura, riapre l'auditorium Repaci, ma i lavori di manutenzione non sono stati effettuati. Vediamo. Lo scorso gennaio la chiusura improvvisa alla vigilia di una prima teatrale importante dell'auditorium che è collocato all'interno della Casa della Cultura Leonida Repaci a Palmi aveva causato un vespaio di polemiche che ancora oggi il sindaco della cittadina Giuseppe Ranuccio non è riuscito a scrollarsi di dosso, decisione che aveva cancellato un'intera stagione teatrale e musicale di cui ne ha beneficiato il comune di Polistena. Oggi pare che la Casa della Cultura è pronta a riaprire i
sbattenti. La conferma in diretta arriva dalla ufficializzazione del calendario del Festival della Letteratura e del Diritto ideato dal giudice Antonio Salvati, festival molto seguito e che sta creando molte aspettative. Ma da quando è avvenuta la chiusura dell'auditorium per problematiche relative alla messa in sicurezza della struttura, è possibile che si ripeta il remake di quanto è successo a gennaio, quando la compagnia teatrale arrivata da Mosca per allestire la scenografia del Lago dei Cigni furono costretti nel giro di poche ore a scaricare e ricaricare l'occorrente per la coreografia dello spettacolo e partire, lasciando dietro un mare di polemiche. Il comune aveva imposto a sorpresa la non agibilità della struttura. Il no improvviso era arrivato da una relazione tecnica proveniente dagli uffici dell'ente. La spesa complessiva degli interventi considerati urgenti e immediati era stata quantificata in 2.500 euro, ma ad oggi non si vede ombra di queste azioni di manutenzione. Altri fatti, altre storie, ai nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. La Guardia di Finanza di Soverato ha individuato un centinaio di persone che attraverso autocertificazioni con dati non veritieri ha indebitamente usufruito delle esenzioni del ticket su prestazioni farmaceutiche e medico-specialistiche a danno del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. Nel corso delle indagini è stato constatato l'omesso pagamento del ticket sanitario per oltre 35.000 euro e sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 105.000 euro. Prosegue incessante l'attività di sorveglianza da parte dei carabinieri forestali nella zona ionica. Grazie alla segnalazione di un cittadino è stato effettuato un nuovo arresto per incendio in località Pantasma di Rossano. L'uomo di 47 anni stava bruciando materiale plastico, provocando fumo acre e nauseabondo che, oltre a invadere i terreni agricoli vicini, arrivava anche alle abitazioni. Imperizia e negligenza ha fatto sì che le fiamme si propagassero nel soprasuolo, cagionando un incendio boschivo, evento limitato negli effetti solo grazie al tempestivo intervento dei militari. Guardia Costiera e Guardia di Finanza, nell'ambito di alcuni controlli lungo la statale 106 Ionica, hanno scoperto e sequestrato nel territorio di Roseto Capospulico 3,5 quintali di novellame di sarda, comunemente chiamato bianchetto, trasportati illegalmente in una monovolume, per un totale di quasi 350 kg, carico che era pronto per essere immesso illegalmente nella filiera commerciale e, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 4.000 euro. I carabinieri del nucleo radiomobile di Reggio hanno colto in flagranza di reato un 29enne, un 19enne cittadino marocchino, un 31enne ed un uomo di 37 anni, tutti con precedenti penali in materia di droga, sorpresi a vendere marijuana e cocaina in prossimità della chiesa ortodossa del Rione Caridi. Firmato un protocollo d'intesa fra Cosenza Calcio, Comune di Cosenza e Associazione Calcio all'Autismo. È un importante accordo che permetterà ai ragazzi con sindrome autistica e altre sindromi di giocare insieme ai ragazzi delle giovanili rossoblu. Sentiamo. La firma del protocollo d'intesa è solo l'inizio di quello che sarà un percorso complicato, impegnativo. È una sfida delicata quella di portare i ragazzi autistici o con altre disabilità intellettive sui campi di calcio, affiancarli ai giovani del Cosenza Calcio. Serviranno preparazione, tatto, professionalità, disponibilità e tutto il tempo che questa operazione richiederà. Il presidente Eugenio Guarascio ha firmato l'impegno con il solito entusiasmo di chi vuole che il calcio sia un veicolo di messaggi positivi e una palestra di vita a disposizione di chi vive situazioni problematiche. Nello spirito e nella missione del Cosenza Calcio ci sono questi tipi di iniziative, che sono iniziative che vanno verso il sociale, e poi questi in particolare con questi ragazzi appunto autistici. Noi oltre ai risultati, perché poi nel calcio si parla sempre dei risultati, insomma diamo molta importanza a questi aspetti sociali, perché poi comunque il calcio riesce a dare o comunque a trasmettere questi valori. E questo è un qualcosa in cui il Cosenza ci tiene molto. L'amministrazione comunale di Cosenza svolgerà un ruolo determinante nella fase di avvio del progetto, individuando le associazioni che insieme alla promotrice e firmataria del protocollo Calcio all'Autismo collaboreranno sui campi di calcio. Noi pian pianino, con un'integrazione graduale, facciamo vivere a questi ragazzi che hanno tutto il diritto, come tutti i ragazzi normodotati, come tutti quelli che gli piace giocare e quindi soprattutto il calcio. Ci sarà una prima fase dove questi ragazzi cominceranno a vivere l'atmosfera del Cosenza Calcio. Ci spostiamo a Verona adesso per il Vinitaly, non solo vini ma anche prodotti tipici del territorio calabrese alla ribalta.
Al Vinitaly la Calabria si è presentata compatta, tanti produttori, due fronti, il fronte del Vinitaly con le produzioni vinicole, il fronte del Solo Agrifood con tutte le produzioni dall'olio ai prodotti agroalimentari, in cui con tante iniziative si sta rappresentando la biodiversità dell'offerta agroalimentare calabrese. Sì, noi come siamo subentrati subito abbiamo voluto mettere tutti in un unico padiglione tutti i produttori calabresi, perché molti erano sparsi nei vari padiglioni. Oltre che il vino che sta crescendo abbiamo anche il Sole, dove c'è l'altra importante manifestazione, e poi noi stiamo puntando su questa nostra biodiversità in Calabria. Tanti prodotti di nicchia, tanti punti dove ci sono biodiversità che si sono create dal pollino alla sila fino alla spremuta. Ma noi, io dico, dalla prima porta iniziamo con i fagioli di Mormanno, finiamo con il bergamotto, passiamo con la cipolla di Tropea, il pomodoro di Belmonte, i fichi del Cosentino, il cedro. Quindi... E le produzioni zootecniche che stanno a cuore. E le produzioni zootecniche che stanno a cuore, perché io sono allevatore zootecnico, quindi andiamo dalla podolica al maiale nero, alla capra rustica, quindi stiamo lavorando oltre quelle vegetali anche quelle animali. I profumi e i sapori tipici della Calabria qui a Solo ad Agrifood. Negli show cooking visitatissimi sia dai partecipanti alla fiera nazionali e internazionali sia da personalità come Fede e Tinto, che hanno animato alcuni show cooking spiegando alcune ricette con una conoscenza tipica della cucina calabrese insospettabile, che ha dato spunto ai visitatori e incuriosito i palati dei più ghiotti. E grazie a questa biodiversità la Calabria è spiccata all'interno di questo salone, catturando l'interesse di clienti internazionali e nazionali che hanno potuto esplorare abbinamenti inediti e scoprire i segreti di una cucina che parte dai profumi del cedro e bergamotto, arriva ai prodotti tipici di una zootecnia fatta di formaggi, di carne, di salumi unici perché prodotti da pascoli di alta quota, fino ai prodotti tipici, alla pasta e persino al riso. Questi i segreti di una cucina che non ha uguali in tutto il bacino del Mediterraneo. Si chiama Vivi Miguel, la maratona che si corre in 12 città italiane, 3 calabresi, Crotone, Catanzaro e Siderno. Sentiamo. Miguel era un maratoneta e poeta argentino desaparecido, che aveva il sogno di portare l'atletica ad essere patrimonio di tutti. Studiava prima della sua sparizione per diventare maestro di sport. Un romantico, un sognatore, ma anche un concreto esempio di costruzione di vera democrazia, che all'Argentina dei colonnelli evidentemente dava fastidio. Il sogno di Miguel però è diventato realtà e se proprio non del tutto completo, molto è stato fatto. Dopo l'esperienza della corsa di Miguel e i 1000 di Miguel è il momento della maratona Vivi Miguel, che vede coinvolti gli studenti delle scuole secondarie e superiori di 12 città italiane come Bologna, Roma, Trieste. In Calabria sono presenti Catanzaro, Crotone e Siderno. Le immagini si riferiscono alla città dello Ionio Reggino. L'obiettivo è portare la tecnica della corsa campestre in pista, successo assicurato grazie alla paziente organizzazione del giornalista Valerio Piccioni, che della storia mitica di Miguel è stato un entusiasta cantore. Un successo meritato, rivolto naturalmente ai ragazzi che partecipano a questa manifestazione, una manifestazione che esalta i veri principi dello sport e della vita. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. La presenza di un vasto anticiclone sull'Europa centro-occidentale favorirà nei prossimi giorni una fase di tempo stabile. Ciò nonostante la nostra regione, almeno inizialmente, ne resterà ai margini, infatti proprio lungo il bordo orientale dell'anticiclone scivolerà aria più fredda in quota che causerà una moderata instabilità. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Mercoledì, cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con possibili piogge localmente anche a carattere di rovescio temporale, specie nelle ore pomeridiane e sulle aree montuose, con sconfinamenti nelle zone limitrofe. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Mercoledì, mari generalmente poco mossi con venti deboli di direzione occidentale sul Mar Tirreno e a regime di brezza sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.